E adesso il primo servizio di oggi. Vi abbiamo parlato in anteprima di quello che succederà lunedì a Pramaggiore, la convocazione del Consiglio Comunale, però ultimamente Igor Visentin, sindaco di Pramaggiore, si stanno accavallando queste voci che immagino diano fastidio a lei e anche a tutti gli elettori di centrodestra di Pramaggiore. Beh, diciamo che il culmine è stato un articolo di giornale su un giornale importante di qualche giorno fa che riconosceva, ipotizzava la crisi politica nel centrodestra a Pramaggiore con l'ulteriore possibilità di un sostegno politico da parte dell'attuale opposizione. In verità l'articolo non focalizza un motivo di crisi, parla di voci ma non riporta eventuali negligenze amministrative o di altra natura che l'amministrazione abbia posto in essere tali da giustificare una crisi. È evidente però che non posso non cogliere l'occasione nel Consiglio Comunale che si svolgerà il 5 di ottobre presso la Casa Comunale di Pramaggiore nel chiedere alle forze politiche che compongono il Consiglio e nel chiedere ai singoli consiglieri se effettivamente ci siano o non ci siano dei problemi di natura politica nell'attuale maggioranza. Ma questo è il punto numero 7 all'ordine del giorno che riguarda le comunicazioni del sindaco, oppure a inizio seduta lei provvederà a fare una verifica de facto? Ma io colgo l'occasione di porre la questione politica nell'ambito dell'assestamento di bilancio che entro il rituale 30 di settembre di ogni anno deve essere posto in essere da ogni comune, quindi quella è la sede politica migliore per capire se all'esito dei lavori in senso ampio che sono stati posti in essere dall'amministrazione sino ad oggi ci siano le condizioni o meno per continuare.